Abbiamo qui un fulcro che Villa Pisani fa 150.000 visitatori all'anno. È uno dei gioielli storico-artistici del Veneto, ma Villa Pisani a Stra è anche un volano turistico per tutta la riviera del Brenta. E le oltre 20.000 persone che hanno assistito al Naviglio Acqueo della 47esima edizione di Riviera Fiorita sono la testimonianza di quanto questo territorio possa e debba investire in accoglienza turistica, soprattutto straniera. Questo sarà uno degli obiettivi, ci stiamo lavorando con la conferenza dei sindaci delle Riviere del Brenta in modo tale di essere sempre più attrattivi per il turismo straniero, ma ovviamente anche per quello italiano e aggiungo anche per quello di prossimità, perché da piccole indagini, da piccole analisi personali ho scoperto che molti residenti in Riviera non hanno ancora visitato Villa Pisani, ad esempio. Ecco allora che eventi come il corteo acqueo, composto da 50 imbarcazioni configuranti i costumi del Settecento veneziano, non sono solo rievocativi, ma dovranno sempre più coniugare la storia allo spettacolo culturale, con una sensibilità verso l'ambiente, come ha dimostrato la presenza di diverse associazioni cicloturistiche alla Vogata, dal Ponte dell'Orologio di Stra fino a Malcontenta. Riviera Fiorita naturalmente in questi anni è cambiata perché era partita come una manifestazione di protesta per lo stato di degrado che aveva il Naviglio e adesso è diventata una delle manifestazioni più importanti della Riviera del Brenta, dove lega cultura, sport e tante attività collaterali che rispecchiano tutta la Riviera del Brenta. Tra le imbarcazioni importante il ritorno di associazioni da Venezia. Abbiamo riallacciato i rapporti solidi con il Comune di Venezia e ha concesso le 9 caorline e una bissona che vanno a implementare il parco barche che c'è quest'anno in Riviera Fiorita. Un corteo acqueo che ha sostato in più approdi, abbinando Riviera Fiorita ad altri eventi, confermando come territorio e iniziative possano ulteriormente sviluppare una filiera turistica capace di attrarre capitali, ma soprattutto giovani imprenditori. Infatti Riviera Fiorita, dati alla mano, il periodo di Riviera Fiorita aumenta le presenze qui in Riviera del Brenta e perciò è uno stimolo anche per chi va a visitare Venezia, deve venire in Riviera del Brenta perché territori come il nostro, con le ville che abbiamo, in giro non ce ne sono.